È la classica truffa fatta con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri che chiama in questa abitazione, in questo caso parliamo di due anziani, la signora è un 89enne alla quale viene prospettato appunto la necessità di pagare una cauzione perché il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ha fatto leva sui sentimenti di due anziani genitori poco meno che novantenni, la coppia criminale composta peraltro da padre e figlia entrata in azione a Mogliano Veneto seguendo un copione ormai classico, prima la telefonata del finto carabiniere, poi l'arrivo a domicilio di un altrettanto farlocco avvocato. In quella circostanza la signora ha consegnato del denaro contante per circa 40.000 euro. Per fortuna le indagini hanno consentito di individuare subito un taxi con cui i due soggetti si erano allontanati e attraverso quello poi fermarli alla stazione di Mestre dove sono stati identificati e poi al termine delle diciamo, attività di indagine li abbiamo denunciati per truffa, sostituzione di persona e per anche possesso di strumenti atti ad offendere. Tutto finto, ma i soldi sottratti, la bellezza per l'appunto di 40.000 euro in contanti sono veri, così come reale è stata la costernazione della vittima della truffa che subito dopo aver consegnato il denaro ha chiamato il figlio, intuendo il raggiro appena consumato, da lì la diffusione immediata degli identikit e il riconoscimento dei due truffatori, il padre 72enne residente a Cagliari e la figlia di 22 domiciliata a Domodossola, entrambi con precedenti specifici. Dalle indagini, insomma, sembra che si stessero recando in una località della Campania dove probabilmente hanno una base logistica al cui poi chiaramente faranno confluire il denaro che avevano in questo caso truffato. Un fenomeno sul quale si allunga l'ombra della criminalità organizzata, sempre alla ricerca di denaro facile. I fatti risalgono al 2 ottobre, poi la prima identificazione e l'articolata indagine che ha permesso di arrivare alla denuncia dei due soggetti. L'appello è quello di sempre, chiamare in caso di dubbi e sospetti il 112. Purtroppo è una truffa che viene ripetuta spesso e declinata anche sotto altri aspetti, con diversi soggetti, ma sempre comunque con lo stesso fine.